Il Presidente della Regione Cristian Solinas stamattina è intervenuto all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Quartu Sant'Elena. Queste le sue parole. Questo di Quartu è un hub decisamente importante e strategico per tutta la popolazione che può servire e si innesta in un momento particolare nel quale la campagna vaccinale sta prendendo numeri sempre maggiori. Ieri e avantieri abbiamo rispettato ampiamente i target sui 10-11 mila vaccini inoculati, puntiamo ad accelerare man mano che l'arrivo dei vaccini sarà stabilizzato. Purtroppo paghiamo una diffusione virale che ha camminato sulle gambe delle persone. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, alcuni atteggiamenti non sono stati propriamente responsabili, sono dati riferiti a 2 settimane fa, e abbiamo i dati dell'ultima settimana che ci dice che il contenimento è già in atto e si stanno riducendo i numeri. L'appello è a tutti i cittadini, ai ragazzi, alle persone che per ovvie ragioni devono comunque poter lavorare, muoversi, spostarsi. Manteniamo tutte le cautele, le norme di distanziamento, di igienizzazione delle mani, usiamo le mascherine perché dipende da noi il contenimento della diffusione virale e il poter tornare quanto prima ad una riapertura di tutti gli esercizi. La campagna vaccinale prosegue bene, oggi apriamo questo hub importante, come ho detto, contemporaneamente al secondo di Nuoro. Stiamo collaborando con tutte le associazioni del terzo settore, con i militari, dopo aver fatto un accordo con l'esercito. Da avantieri siamo oltre il target con 10-11 mila vaccinazioni giorno, contiamo di arrivare a metà mese alle 12 mila e poi di rispettare, se arriveranno i vaccini necessari, a fine mese a 17.000. Faccio appello ai tanti medici di medicina generale che sul territorio hanno una presenza capillare perché si iscrivano alla piattaforma regionale per poter cominciare a erogare i vaccini e darci una grande mano. Loro possono farci fare il salto di qualità, sono 1200 su tutto il territorio regionale. Se solo ciascuno di loro facesse 10 vaccini avremo 12.000 vaccinati al giorno in più.